Care Aquile, si apre un nuovo anno, il 2020, sapremo già che verremo chiamati alle urne, non soltanto per il rinnovo di alcuni consigli comunali in regione, ma soprattutto perché saremo chiamati a votare per un referendum quest'anno, esattamente un referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Abbiamo voluto invitare qui oggi all'Aquile Libere l'avvocato Luca Campanotto, appunto per affrontare questo argomento, questo referendum. Avvocato, di cosa si tratta questo referendum? È simile al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016. Sembra quasi di rivedere un film già visto, per molti versi. Nasce dalla proposta di riforma del Movimento 5 Stelle per il taglio dei seggi parlamentari, per la precisione, di più di un terzo, il 37% per la precisione, sia alla Camera sia al Senato. È una proposta di riforma costituzionale che però non ha raccolto i 2/3 del consenso delle Camere e quindi i parlamentari dissenzienti hanno ritenuto opportuno fare una specie di appello al popolo chiedendo il voto popolare, che potrà essere tendente a far entrare in vigore questa riforma nel caso del sì o a bloccarla nel caso del no. Esiste il quorum del 50% più 1 in questo referendum? Allora, di quorum ce ne sono due nei referendum, di solito parlo dei referendum ordinari abrogativi. Questo però è un referendum diverso, questo è un referendum costituzionale. Il quorum costitutivo non è previsto e quindi, indipendentemente dall'affluenza alle urne, l'esito della consultazione avrà in ogni caso efficacia. Deve essere chiaro che chi non va a votare lascia decidere agli altri e che questo referendum non sarà affatto inutile in ogni caso, indipendentemente dalla partecipazione della gente. Esiste un unico quorum che è quello deliberativo, sulla base del quale basta solo un voto in più in ogni caso, anche in caso di affluenza bassa o addirittura bassissima, per far entrare in vigore la riforma nel caso del sì o bocciarla nel caso del no. Entriamo nel dettaglio, perché votare sì? Ma chi vota sì, a mio modo di vedere, lo fa illuso che un semplice 0,007% di risparmio sul bilancio statale, e questo è il calcolo che hanno fatto sul valore del taglio, possa risolvere diciamo tutti i problemi finanziari dello Stato. Insomma, è una pia illusione. E votare no perché? Votare no è molto importante per la tenuta stessa del sistema democratico. Chi vota no lo fa anzitutto per difendere il valore, l'efficacia del proprio voto, per impedire che il proprio voto si inflazioni, perché è evidente, è matematico che nel momento in cui vincesse il sì e i seggi venissero drasticamente diminuiti, per eleggere anche solo un parlamentare servirebbero molti più voti, una cifra elettorale molto più alta, con conseguente diminuzione corrispondente dell'efficacia del singolo voto. È un voto, quello negativo, a difesa dell'organo costituzionale fondamentale, centrale, quello da cui tutti dipendono, il Parlamento. È un modo per conservare in capo a ciascun cittadino elettore la possibilità di incidere in futuro nella vita politica in maniera, si spera, concreta.
è un salvaguardare, un mantenere la propria rappresentanza, che in realtà non andrebbe tagliata, andrebbe aumentata, perché quando nel 1948 vennero fissati i seggi in Costituzione, vi erano circa 40 milioni di elettori, di aventi diritto al voto nel corpo elettorale. Attualmente il corpo elettorale sfiora i 60 milioni di cittadini, i quali sarebbero interessati, se la matematica non è un'opinione, ad aumentare di un terzo i seggi e non certo a diminuirli del 37% di più di un terzo. Chi vota no lo fa per mantenere l'Italia a un tasso accettabile di rappresentanza democratica, perché se vincesse il sì si ritroverebbe la Repubblica Italiana agli ultimi posti in Europa per tasso di rappresentatività democratica effettiva, quando ad esempio stati grandi, membri dell'Unione Europea come ad esempio la Germania, in caso di elevata affluenza, perché là i seggi sono variabili nella Camera bassa, nella sola Camera bassa si ritroverebbero con quasi un numero quasi equivalente di parlamentari rispetto a tutto il nostro intero Parlamento che è bicamerale. Nell'interesse del Friuli, se vincesse il sì, quali sarebbero le ripercussioni in regione? Sarebbero molte, gravi e catastrofiche. Non voglio esagerare, lo stesso statuto speciale che dipende dai voti dei parlamentari, non dimentichiamolo mai, verrebbe messo a rischio. La nostra è una delle regioni più penalizzate in assoluto. Se venisse diminuita la già limitata pattuglia parlamentare eletta in regione, rischieremmo davvero l'autonomia stessa. Ma non solo, anche le zone meno popolate, più deboli, cronicamente in crisi anche quanto a rappresentanza politica, penso alla montagna, verrebbero sostanzialmente tagliate fuori e perderebbero qualsiasi concreta possibilità di mandare a Roma qualcuno. I collegi poi si estenderebbero in maniera abnorme e produrrebbero dei rappresentanti lontanissimi dal territorio, lontanissimi anche dalla sensibilità locale, la geografia, la geopolitica verrebbe stravolta. Le regioni piccole sono purtroppo penalizzate, la nostra lo è in modo particolare anche nel confronto con le altre regioni a statuto speciale dell'arco alpino, che sono riuscite a difendersi molto meglio di noi e verrebbero sovrarappresentate, mentre noi verremmo sottorappresentati in maniera preoccupante. Senza contare che qualora diminuissero le poltrone in maniera così drastica, le segreterie a livello regionale tenderebbero a garantire l'elezione della parte dominante di questa regione duale, favorendo inevitabilmente Trieste, il capoluogo regionale, anche per la sua massa elettorale, una grande concentrazione di voti in un territorio così limitato verrebbe favorita e si accaparrerebbe sostanzialmente le poche poltrone rimaste, tagliando fuori i friulani da qualsiasi rappresentanza. Quindi il 95% del territorio e i 4/5 della popolazione regionale verrebbero sostanzialmente tagliati fuori da qualsiasi rappresentanza politica. Quindi, alla luce di queste conclusioni, votare assolutamente no per anteporre l'interesse del Friuli, la sua rappresentanza, a un risparmio dello 0,007%. Grazie, avvocato Luca Campana. Facciamo girare la voce e votiamo no, grazie a voi. Mandi a tutti, benvenuti a Aquiles Libares o Aquile Libere, come che volete, a una chiacchierata
o chi è a Telepordenone. Insieme con me voi hai un altro personaggio, Lucio Tonelli. Lucio Tonelli di Lestans, che fa un lavoro particolare, ma un lavoro particolare. Ho sentito chiacchierare di persone che hanno in droghe, no? E che dopo non arrivano poi a saltare fuori. Bene, lui è un di che dà un man in questa associazione. Spiega tu come, Lucio. Buonasera a tutti. Noi abbiamo fondato l'associazione a Udin, che praticamente qui è tutto il Friuli. L'associazione si chiama Anglad FVG e è l'associazione di San Patrignano sul territorio. C'è che facciamo? Quando le famiglie non clamano per se che non sanno poi c'è sanno clamare, allora io vedo a venire a Chiafanos e cominciamo a insegnare, secondo ciò che non si è insegnato San Patrignano prima, e l'esperienza. C'è lì, no? Sì, e secondo l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni per gestire il problema. Ecco, vengono due gruppi in associazione, un per i genitori e un per i giovani, frus o quelli che hanno l'intenzione di entrare in comunità. Penso che l'unica soluzione per venire fuori definitivamente dalla droga è la comunità. Una comunità che di durare manco 3 anni, se non può. E si fermino lì di Boatris? O vanno no, io preparei dopo lei un po' di chiarezza di fare, qualche mese prima di fare tutto il percorso. E dopo quando io portai io in comunità, lì a fare il colloquio, e lì hanno dimostrato che hanno voglia di venire fuori dalla droga, di cambiare vita. Allora prima abbiamo fatto una preparazione. Sì. Allora noi io preparei, perché non è che ti aprono tutti. Sì. Purtroppo hanno 70-80 domande sin lì, i posti sono 1200, 1300, non sai che sono in percorso, ma perché le variabili, no? E quindi uno ha veramente di dimostrare che ha l'intenzione di cambiare vita, allora hai dato la possibilità di riscattarsi. Voi allora come filtrais? Sì, no. Queste domande in modo dopo di partire via. Sì, non vengono come San Patrignano, vengono anche altre comunità, perché San Patrignano non è che chiappa tutto, no? Sì. E allora che magari non arrivano a mettere dentro lì, io metto in qualche altra comunità. I genitori, i familiari partecipino, sì? È assolutamente necessario che partecipino, perché se la famiglia non è convinta di mandare in comunità, il frutto non va. No? Quindi bisogna che preparino bene la famiglia, che di faccia spazio, che non sono facili, se che di farsi un po' di male, no? Perché bisogna che cambino le regole in chiesa e dopo plan plan che si arriva d'ora a portare al punto che dopo entri. No? E invece ho dato una mano a PD qualche dono? Ma metti dentro di solito un al mese, ecco, che lei poi manco le tran che vengono. E con che salta in fuori, vari dosi? Sì, come cominciano a saltare fuori da quando vengono, da 4 anni che vengono via l'associazione, come cominciano a venire fuori, sono delle persone completamente diverse, dai frus che hanno voglia di vivere, che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di fare. Vengono accettati? Sì, vengono volentieri, vengono accettati, dopo vengono 2 o 3 che vengono a dare una mano per convincere che hanno di entrare a fare poi svelo. A partire il loro percorso, la loro problematica, in modo di poter insegnare a che hanno bisogno. Sì, esattamente. Sì. Ecco, questo è un lavoro importante. Non vengono le regole che vengono, sono non che dall'esperienza, no? C'è che non si è insegnato San Patrignano l'esperienza. Quindi dopo ogni famiglia ha il suo problema e noi le direttive, anche dopo sono loro che hanno di gestire. No? Naturalmente la U dell'associazione è indispensabile, no? Perché quando si è perduto, quando non sa poi, ci sono
clamare. Si vota a San Patrignano. E tutti insieme si dai le mani. Bene, Lucio, io ti ringrazio, Lucio Tonelli, e i saluti nostri, ti saluti te, i saluti nostri ascoltatori, disin Furlan, cioè lei Furlan, mandi a Duce. Mandi.